cattiva trama. Ah, dai, possiamo vedere anche quando arriva Christian correndo. Dai, non diciamo un cazzo nessuno del mondo, stronzi questi. Prima mi ha detto con questa sera. Col microfono. Con questo saluto la buona Trieste, vi auguro un buon pomeriggio. Iniziano queste semifinali Junior SA, l'Ortigia contro la Proto Trieste per il primo incontro. In calottina nera la Proto Trieste con il capitano numero 1 Costantino Cattarini, numero 2 Cernecca, scusatemi, ecco qua, riprendiamo subito. 1 Cattarini, 2 Cernecca, 3 Nicola Pavic, 4 ok, non c'è 4. Sono musicati no. Oh, ma non c'è. Vabbè, scusate per, diciamo, questa dimenticanza della formazione, ma i titolari comunque sono 7 Nieder, 6 Liprandi, 1 Cattarini il capitano, 3 Nicola Pavic, 10 Gaetano Micillo, 8 Francesco Casavola e con il numero 9 Federico Fumo. Lo sprint lo vince l'Ortigia con il numero 5. Andò. E c'è l'apparato di Cattarini. Dopo. Deviazione ancora del portiere Cattarini. Ortigia ancora in attacco. Ronaldo Trieste in attacco. Ciao. Lentamente. Espulsione numero 10 Micillo. Uno in più dell'Ortigia.
Ortigia, numero 6, 1-0. Ma come arriva l'altra squadra? E intanto gol della Prima Trieste con l'autogol del portiere. Un po' insolito, ma c'è. E 1-1, si torna in parità tra Trieste e Ortigia. E c'è il recupero palla. E c'è il gol di Max Cernecca, palo gol preciso, 2-1. Tocca il registratore qua. Il gol del Cernecca. Da notare il grande pubblico, veramente.
Oggi tanta gente al Bruno Bianchi per sostenere i ragazzi della Pano Trieste. Palla recuperata ancora. Ed è 4-1. Intanto è 4-1 di Liprandi e time out per l'Ortigia. Sono i secondi di possesso e 30 secondi per giocarti la palla. E riprende 2:20 di gioco alla fine primo tempo, 4-1 per Trieste. Della Pano Trieste, Alessandro Casavola, numero 5. Cambio in porta dell'Ortigia.
Gol di Federico Fumo, 6-1 per la Promoto Trieste, 15 secondi alla fine del primo tempo. Fine primo tempo, 6-1. Secondo tempo. Palla al centro. Ancora la conquista il 5 dell'Ortigia. Gol dell'Ortigia, numero 4, 2-6.
tiro di rigore per l'Ortigia. Numero 7 bianco andrà a tirare contro Caterini. E lo para! Caterini fa una gran parata, si rimane sul 2-6. Pavic in attacco, traversa, occhio si rimane sul 2-6 intanto. Palla recuperata. Palla al centro, espulsione presa da Casaulo, a favore del Trieste ovviamente. Gol in più. E gol! Gol del numero 6 di Brandi, 2-7 per Trieste. Controfallo in attacco per l'Ortigia. C'è il tiro di rigore conquistato dal numero 8 Casaulo. Andrà a tirare Fumo. È un po' sfortunato qua Fumo, che prende prima il palo, poi la testa e poi attraversa il portiere e poi va sulla linea. Si rimane 2-7 per Trieste.
tempo finito. Si vede abbastanza bene. Controfallo per l'Ortigia. Parata del portiere e quindi altri 20 secondi per Trieste. Espulsione numero 10, Micillo, seconda espulsione per lui. Ortigia che non segna, 1,55 di gioco ancora. Gol dell'Ortigia, 7-3 per Trieste, numero 5. Espulsione presa da Francesco Savola, uomo in più. Qua c'è messa a parte il portiere dell'Ortigia.
13 secondi ancora. Palla a Liprandi che cercherà il tiro. 5 secondi. Parata di numero 1. E 2 secondi praticamente alla fine. Si ripeterà però si ripeterà l'azione perché il tempo parte un po' prima. Grazie. Tiro e parata. Finito il secondo tempo sul risultato di 3-8 per la Paolo Trieste. Visto quanto gioca già? Hai la grafica di... No, non quella è la grafica perché Palla al centro, inizia il terzo tempo. Numero 5 Ortigia vince il terzo sprint. Poi compagnia
Arbitro qui un po' generoso, dai, per l'Ortigia, della simultanea. Per il numero 10 penso Marangolo e il numero 9 Trieste Fumo. Esposizione simultanea, 15 secondi ancora di gioco.
peccato qua, palla sul fondo. La giuria si è un po' dimenticata qua dell'espulsione, non richiamando il giocatore dentro. Riparte la prima Trieste. Gol di Leonardo Nieder, 3-9, richiamati Marangolo e Micillo, 2-10. Un po' di sangue per Micillo, si vede dopo uno scontro, 3-2. C'è anche il medico un po' per... Espulso il numero 12 Villan. Ma la difesa è ancora una volta bravissima a deviare il tiro. Fumo tira da casa sua, il portiere para, altri 20 secondi. E controfallo. Controfallo, era entrato nei 2 metri, uomo in più, o almeno superiorità numerica in attacco. Portigia la recupera, ma 2 contro 2. E Casavola qua letteralmente
Bravissimo qua. E fa anche gol. Doppia cifra per Trieste, 3-10. Ma là ci sono la Lazio, la Porto. E c'è la parata di Costantino Caterini che la devia. Intanto che basta per mandare sulla traversa. 50 secondi. Qua l'arbitro chiama a sé la palla. Vediamo perché. Perché pensa sia entrato uno irregolarmente. Ma era già entrato qua, quindi arbitro che arbitro che qua rimanda fuori Nieder e dà la palla all'Ortigia, non si capisce bene il motivo. Panchina del Trieste che si lamenta, anche il pubblico un po' rumoreggia. Però il numero 15 che è entrato, appunto Tikic, non era espulso, quindi non vedo il motivo. Tanta confusione. Vabbè, comunque i giocatori ne approfittano un po' per riposare. A 49 secondi dalla fine del terzo tempo. Risultato di 3-10. Vengono chiamati i capitani. Numero 6 per l'Ortigia e 1 Caterini per il Trieste. Palla alla fine ridata a Trieste come è giusto che sia. Però qua bello l'anticipo dell'11 dell'Ortigia. Bravissimo Fumo a non concedere espulsione. Confusione perché l'Ortigia si lamenta. Gioco
Gioco interrotto. Un po' confusione da tutti e due lati, ma vediamo. Sì, penso anch'io legato al tempo, probabilmente. Palla all'Ortigia, 20 secondi, praticamente tutto il tempo rimanente. Ultima azione quindi per l'Ortigia, questo terzo tempo. Gran parata di Caterini. Palla ancora dell'Ortigia. Non viene fatto il fallo. Bravissimo Nieder, bravissimo. Finisce il terzo tempo, 3-10 per Abano Trieste. Subito espulsione del numero 4 Kavalic. Gol dell'Ortigia. Numero 5.
no, numero 4, scusate, Ortigio. Palla recuperata. Gol di Casavola, Francesco. Era quel 2009 sicuro, 10 o 2008, non mi ricordo. Espulso numero 7 per protesta, un po' esagerato. Gol di Cernecca, 4-12. Qua un po' affrettata la conclusione, però prende il portiere Ortigio. Quattro minuti ormai. Trieste che su questa, diciamo, no, niente invece, perché l'Ortigio comunque continua a giocare fino alla fine. 5-12. Gol del numero 7 in deviazione. 3:52.
Luca Savola. Perché giocano alle 10:30 e poi già alle 3. Partita ormai vinta dalla Pro Trieste, ad unito alla fine è un +8, diciamo improbabile che l'Ortigia recuperi, o uomo in più. Parlato di Catterini. Ancora 20 secondi. Gol dell'Ortigia numero 3. 6-13. Palla recuperata, 1 minuto alla fine. Trieste che si prende questi primi 3 punti. Domani mattina incontrerà il Sori alle 10:30. Nel pomeriggio poi Roma Visnova. Tutte le partite saranno ovviamente in diretta. Ultima azione. Time out, uomo in più, 20 secondi.